Torna con noi il dottor Raffaele Padrone, vice segretario nazionale di FSP Polizia di Stato, ben ritrovato. Grazie a lei. Grazie dottore. Allora, domani ci sarà una conferenza stampa un po' particolare che riguarda la polizia, guidata dal questore Marco Odorisio. Ci sarà anche il sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani, si farà al Parco di San Valentino, recentemente inaugurato dopo lavori importanti. Ieri sera proprio con il dottor Luciano Clarizia avevamo posto una situazione in cima, situazione di assembramento che rischiano di mettere in pericolo ovviamente l'incolumità dei cittadini visto l'emergenza Covid-19, ma soprattutto anche poi la questione, e questa latere Covid-19 legata invece a tentativi di raggiro, truffa, borseggi e quant'altro. E domani vedremo delle novità perché resteranno, non so per quanto detto, ma resteranno le pattuglie ippomontate, vuol dire poliziotti al cavallo. E questa è la strada giusta per garantire maggiore sicurezza a questa città, dottor Padrone? Ma innanzitutto domani c'è questa conferenza in una locazione un po' particolare, no? Anzi molto bella e speriamo nel tempo invece, perché il tempo atmosferico non ci aiuta in queste ore. Però voglio dire, è una collaborazione innanzitutto che con questa amministrazione comunale è forte, nata forte e si sta sviluppando in maniera unita, quindi ben venga questa unione con il Comune di Pordenone, anche perché ricordiamo che i colleghi della polizia locale hanno sempre collaborato, stanno collaborando in maniera continua e forte con le forze dell'ordine. Direi che è importante perché, se si ricorda, quando un paio di anni fa abbiamo fatto la ricorrenza della festa della polizia e del santo patrono, addirittura fra qualche giorno, la prossima settimana come oggi, il 29, ci sarà la ricorrenza di San Michele Arcangelo, quindi sicuramente ci sarà una messa, chiaramente ai caduti della Polizia di Stato, ma una festa per gli uomini della polizia, anche se, e qui il sindacalista, è una festa che non comporta l'astensione del lavoro, perché comunque è una festa che è rimasta purtroppo sulla carta per noi della Polizia di Stato. Però è una, ripeto, un paio di anni fa ci fu questa festa che venne effettuata, se si ricorda, presso il Parco Querini, qui a Pordenone, e in quell'occasione il questore disse appunto la polizia anzi la cittadinanza di Pordenone, grazie alla Polizia di Stato, alle istituzioni, si è ripresa ai suoi parchi, perché abbiamo avuto grandi e brutti episodi all'interno dei parchi, abbiamo avuto arresti per spaccio di stupefacenti, quindi siamo riusciti a debellare all'interno dei parchi questo reato e queste persone che creavano questi problemi. Se si ricorda, i telespettatori sicuramente si ricorderanno, le grandi retate, ripeto, unitamente ai colleghi e la collaborazione della Polizia Locale di Pordenone, siamo riusciti a intervenire e a fare delle ottime retate con l'utilizzo di cani da Padova, insomma spiegamento di forze voluto apposta per ripulire i parchi, e quindi ci siamo. Sì, però, dottore, questo è un segnale. Scorsi, parecchi, soprattroppi minorenni beccati con stupefacenti. Ma è una cosa, ne abbiamo parlato e ne abbiamo parlato tante volte. Mira trista, parecchio mira trista, perché tante volte abbiamo parlato in questi ultimi mesi di questo reato che è rispuntato, rigemogliato, chiamatelo come volete, a Pordenone e nella nostra provincia. Abbiamo parlato delle scuole, abbiamo parlato dei controlli che sono rinati, abbiamo dovuto rimettere dei controlli specifici all'esterno chiaramente delle scuole, perché questo fenomeno della droga nel pordenonese è rifiorito. È rifiorito, lo devo dire senza se senza ma, anche per una società che è cambiata
purtroppo tutte persone straniere che portano e gestiscono questi scambi di droga. Abbiamo preso queste persone, quello che fa male, e lo ridico, quando abbiamo preso queste persone ci ha detto: questo è il nostro lavoro, si pensi a che condizioni siamo arrivati. Quindi attenzione ai giovani, che oltre l'alcol, che è un'altra grave bestia, purtroppo. Esatto, è un'altra bestia, attenzione alla droga, perché poi si passa come gli anni 70-80, i ragazzi della panchina. Non vorremmo rivedere Speriamo di non queste vederli cose, più, dai. ricordare queste cose. Grazie dottore, grazie a a Raffaele voi. Padrone, vice segretario nazionale di FSP Polizia di Stato. Ci vedremo nei prossimi appuntamenti. Senz'altro, ci vediamo la prossima settimana, perché ripeto, sarà la festa del patrono della polizia, San Michele Arcangelo. Beh, sarà sicuramente importante parlarne. E intanto, nell'ambito dei controlli per la manifestazione Pordenone Legge, mirati al contrasto dell'abusivismo commerciale e dell'antiaccattonaggio, gli agenti della polizia locale di Pordenone e Cordenons hanno identificato 3 venditori ambulanti non in regola con i permessi ed hanno sequestrato centinaia di capi, quali calzini, fazzoletti, bracciali, collane, libri, soggetti di varie nazionalità e senza licenza per il commercio.